Eravamo nel 1958-59. Amedeo ha iniziato a nuotare nei canali della Giudecca e un giorno c'era un ragazzo che nuotava nella piscina della Rarinantes Ferrovieri. L'ha convinto di andare in piscina alla Ferrovieri, dove lì ha incontrato Giancarlo Veclani e l'ha allenato per un periodo di tempo. Poi l'ha portato a Mestre, alla Mestrina a nuoto con Salvadori, e anche lì le piscine erano soltanto estive, però quella, diciamo, era una piscina rispetto a quella dei Ferrovieri Venezia. Poi Amedeo, con questi successi strepitosi, fu contattato a Padova, e a Padova avevano una piscina coperta dove poteva allenarsi tutto l'anno. Incontrò l'allenatore Vittorio Costa all'epoca. Vittorio Costa l'ha trovato subito, immediatamente, un ragazzo molto veloce, molto bravo, e nel giro di pochissimo tempo l'ha portato alla nazionale che ha durato ben poco, come sappiamo, perché alla prima convocazione è partito per Brema e abbiamo visto che l'aereo precipitò con tutta la squadra azzurra all'epoca e così abbiamo perso tutti i migliori atleti d'Italia che avevamo all'epoca. Era il 28 gennaio del 1966. Le specialità di Amedeo era il dorso soprattutto, ma era molto forte anche nei 200 misti, tanto è vero che prima della partenza aveva fatto una prova nei 200 misti e aveva stabilito il miglior tempo nei 200 misti. Era pronto per conquistarsi una medaglia a Brema sicuramente. Si allenava con Vittorio Costa a Padova e faceva Venezia-Padova tutti i giorni, andando a allenarsi prendeva il pullman della Shamic e andava a Padova, poi prendeva la navetta, arrivava alla piscina Paltana dove c'era la piscina coperta e ritornava a casa la sera verso le 11:30, 12. Amedeo era un ragazzo molto vivace, era un ragazzo che allegro, spensierato, sempre in allegria con tutti. Era uno che non voleva mai perdere, in qualsiasi modo, in qualsiasi gara, o che sia di nuoto o che sia chissà cosa, lui non voleva mai perdere, voleva vincere a tutti i costi, aveva una grinta che ben pochi ho visto, una grinta così, specialmente al giorno oggi con questi ragazzi che io a volte sono a contatto, non c'è quella caparbietà che aveva lui.